Adesso canteremo una canzone che si chiama Dio può farlo, che dice: Dio può far, Lui non mancherà, onnipotente Egli è, più grande di ciò che ho, più alto di ciò che so, grandi cose farà. E secondo me una delle scelte più importanti della nostra vita è scegliere di consegnare tutto al Signore, la nostra vita, le nostre scelte, dal momento in cui ci alziamo fino al momento che andiamo a dormire, e dobbiamo fidarci di Dio perché Lui può fare tutto, tutto. E che noi possiamo cantare questa canzone con il nostro cuore e lodare il nome di Dio ancora un'altra volta. Volevo pregare prima di lodare questa ultima canzone che canteremo. Grazie Signore per questa lode, perché siamo qui riuniti, abbiamo preso una decisione per venire qua, ci siamo svegliati la mattina per venire qua, Padre, per questa serata. Ti ringrazio per le persone qua presenti, ti ringrazio perché hanno scelto te, vogliono vederti, vogliono lodarti, vogliono
ascoltare di più la tua parola, Padre. Benedici le persone qua presenti che possono aprire i loro cuori, apri i loro occhi e fa che possano sentire la tua voce, che tu li stai chiamando, Padre. Tu sei il nostro Signore, tu sei colui che ci ha salvato, colui che ha portato il suo unigenito figlio per salvarci sulla croce. E io ti ringrazio perché noi siamo salvi grazie a te e tu ci perdoni sempre, tu ci apprezzi così come siamo, Padre. Ti ringrazio per questa lode, per le persone qua presenti che possono veramente ascoltarti, possono sentire qualcosa che tu stai dicendo a loro. E ti ringrazio per ogni cosa, Padre, per questa bellissima giornata, per le persone che possono stare qui vicini, insieme come fratelli, come Chiesa, e questa è una bellissima opportunità, Padre. Io ti ringrazio ancora e nel nome di Gesù, amen. Possiamo cantare Mio Gesù. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio
questo momento. Grazie Signore perché possiamo essere tutti qui riuniti per essere nella Tua presenza, per sentire della Tua parola, per ricevere della Tua gioia, Dio. Grazie perché Tu ci regali ogni giorno e ogni giorno ci benedici, ogni giorno ci stai accanto, ogni giorno ci proteggi e proteggi le nostre famiglie. Grazie Dio perché ti ringrazio io personalmente, Dio, perché da quando ho dato la mia vita a te, tu ti sei preso cura di me e non mi hai mai fallito, Dio. Durante tutti i momenti difficili, anche adesso, Dio, tu mi stai vicino e fai sì che ogni giorno ho speranza perché è in te. Grazie Dio perché possiamo trovare la nostra gioia in te e vorrei che tutti questa sera possiamo aprire il nostro cuore e sentire quello che tu vuoi dirci, quello che tu vuoi parlare a noi e fa sì che possiamo riceverla nel modo migliore. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, buonasera a tutti. Sei pronto per ascoltare quello che il Signore ha da dirti questa sera? Ok, stasera parleremo del potere delle nostre scelte, no? Se possiamo proiettare le slide, per favore. Il potere delle nostre scelte. Già il fatto che tu sia venuto qua hai già fatto una scelta davanti a Dio, no? Ossia, c'è qualcuno che ha detto che la differenza tra il successo e il fallimento è fare ovviamente le scelte giuste, no? E io sfido chiunque a voler essere una persona fallita. Ossia, tutti noi vogliamo in qualche modo il successo nella famiglia, il successo nel lavoro, il successo nella scuola, insomma, noi nello sport, noi vogliamo una vita che abbia veramente un significato. Gli studiosi hanno fatto una ricerca e dicono che una persona mediamente in un giorno fa 35.000 scelte, ok? 35.000 scelte, non sono due, sono 35.000. La maggior parte, più del 90%, sono scelte inconsce, ok? Inconsapevoli, ma il restante quasi 10% sono scelte coscienti e finché noi per esempio scegliamo un crispy bacon piuttosto che un Big Mac, insomma la cosa non è che cambi tanto la nostra vita. Se io mi metto un paio di scarpe da ginnastica, un paio di scarpe eleganti, non cambia tanto la mia vita, ma quando comincio a ragionare, no, sceglierò questa persona che sarà il compagno o la compagna della mia vita, la cosa comincia a diventare un po' più difficile, anzi non solo difficile ma molto importante fare le scelte giuste, perché quella scelta determinerà ovviamente la tua felicità oppure il tuo inferno quotidiano, ok? E qui dobbiamo fermarci veramente per pregare perché il Signore possa indirizzarci nel modo giusto affinché possiamo scegliere la persona giusta per la nostra vita. Ok? Chiudi i tuoi occhi e prega insieme a me e cerca di ascoltare quello che Dio ti dirà questa sera su questo tema. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché Signore tu ci dai indicazioni nella tua parola per tutte le aree della nostra vita. E ti chiedo, Signore, questa sera per queste scelte. Io so che qua ci sono ragazzi e ragazze che hanno bisogno, Signore, di vivere una vita insieme al futuro compagno o la futura compagna della vita. Ed è per questo, Signore, che io ti chiedo che tu possa darci un insegnamento che loro possano ricordare. E non soltanto ricordare, ma anche praticare, Signore, perché tu vuoi la loro gioia, la loro stabilità, la loro realizzazione. Ed è per questo, Signore, che è importante che noi ascoltiamo la tua parola.
Io ti chiedo, Signore, veramente di fare un'opera questa sera che diventi una pratica di vita nella vita di tutti i nostri ragazzi. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, 35.000 decisioni al giorno. Su quale base noi generalmente facciamo le nostre decisioni? Ti do una brutta notizia, ok? Generalmente noi facciamo delle scelte sulla base di quello che vediamo e di quello che sentiamo. E c'è una grande problematica in questo, perché noi, da Adamo in poi, abbiamo ereditato una natura che si chiama nella parola di Dio peccato, no? E quel peccato ha fatto e continua a fare la differenza nel modo di scegliere le cose in questo mondo. Ti ricordi quando Adamo ed Eva erano là nel giardino dell'Eden e il serpente si è avvicinato a Eva e Eva ha cominciato a osservare le cose in un modo completamente diverso da come Dio gli aveva proposto di osservare le cose. Il testo biblico si trova lì in Genesi 3,6 e dice così: la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Ossia, Dio gli aveva detto non prendere di quel frutto, perché se tu mangi di quel frutto morirai e quindi ti allontanerai da me e la tua vita sarà una vita completamente diversa da quella di prima. Ma loro ovviamente sappiamo purtroppo com'è andata la storia e fino ad oggi paghiamo quel modo di vedere e quel modo di sentire, ossia loro sono stati trappola di una tentazione dove sono caduti e fino ad oggi noi esseri umani, la parola di Dio dice, Salmo 51,5, che noi siamo stati concepiti nel peccato. E cosa vuol dire questo? Che le nostre scelte ancora oggi, purtroppo nella maggior parte dei casi, sono basate su che cosa? Su quello che vedo e quello che sento, ossia Eva ha visto il frutto, ha sentito che era una cosa buona e quindi ha deciso. Provate a trasferire questo modo di decidere nella vita quotidiana, ma soprattutto nella scelta di un compagno di vita. Mi piace quello, mi piace perché mi dà una bella sensazione e perciò faccio quella scelta. Persone che hanno scelto così, ne ho viste fin troppe, hanno fallito i loro matrimoni, hanno litigato, hanno distrutto famiglie e purtroppo ancora oggi soffrono conseguenza di una scelta così importante ma così sbagliata. Allora, quando scegliamo cose sbagliate, quali conseguenze portiamo nella nostra vita? Seconda l'altra slide, per favore. Eccolo qua. Quali conseguenze portiamo nella nostra vita? Allora, la prima cosa che noi portiamo all'interno della nostra vita è che noi inganniamo noi stessi, ok? Inganniamo noi stessi. Guarda che cosa dice la parola di Dio in 2 Corinzi 6, 14 a 16, dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Allora, due bellissime cose, anzi una buona e una cattiva. La prima cosa è che noi siamo il Tempio del Dio vivente. Quando Dio parla e usa questo termine, io e te siamo il Tempio di Dio, Lui pensa a qualcosa di molto prezioso. Il Tempio che era stato costruito ai tempi di Salomone era pieno di oro, pieno di argento, pieno di pietre preziose, e quando Lui guarda me, guarda te, guarda come al Tempio di Dio, come una cosa molto preziosa per cui Lui vuole proteggerla, per cui Lui vuole il meglio per ciascuno di noi. Ma quando noi facciamo delle scelte sbagliate, il Signore ci dice: che cosa stai facendo? Non c'è comunione tra una persona credente e una credente. Ma Signore, ma sai, io andrò insieme a quella persona vedrà la mia testimonianza e lui o lei si convertirà. E la domanda è: chi te l'ha detto? Chi te l'ha confermato?
Stai attento alle scelte che fai e stai attento all'uomo o alla donna che tu sceglierai, perché sono persone che tu non sai se si convertiranno o meno. E la parola di Dio ci mette in guardia: prima di fare quella scelta, non scegliere una persona che non abbia le tue stesse direttive, che non abbia la tua stessa fede, che non abbia la tua stessa visione di vita, perché puoi rischiare veramente grosso e non sei sicuro che quella persona un giorno si convertirà. E la parola di Dio ci richiama l'attenzione su che cosa è armonia, che armonia c'è tra il Cristo e i demoni, che armonia c'è tra una persona che crede e una persona che non crede. Sono due cose che entrano in uno shock spirituale che può darsi che facciano veramente molto male alla tua esistenza. Il Signore dice: non vi ingannate. Quando tu fai una scelta sbagliata, la prima cosa che succede è che tu inganni il tuo stesso essere, la tua stessa anima. Non ingannare te stesso, scegli cose che sono in armonia con la volontà del Signore. E la seconda cosa che succede è che tu lasci fuori Dio dalla tua vita, tu lasci lontano, fuori dalla porta della tua vita. Ossia, sta attento, noi siamo abituati a fare l'errore. Ascolta bene quello che ti dico adesso. Siamo abituati a fare l'errore e poi fare entrare Dio in quella situazione errata e cercare di sistemare le cose, mettere a posto le cose secondo la nostra mente e non secondo la mente di Cristo. C'è un uomo che ha fatto una cosa che veramente ha sofferto tantissimo nella sua vita, che si chiama Giacobbe. Chi è che si ricorda la storia di Giacobbe qua? Più o meno, ok. Sta attento come comincia la sua avventura e la scelta che lui ha fatto. Ti ricordi che scelta lui ha fatto? Ha scelto di avere la primogenitura facendo che cosa? Ingannando suo padre, ingannando e vendendo, ossia acquistando la primogenitura dal suo fratello. E lui ha fatto questa scelta che all'inizio sembrava una scelta buona. Ma a un certo punto dalla parola di Dio noi comprendiamo che lui stava facendo un mercato con Dio, stava facendo una specie di tu mi dai, ma io ti do se tu mi dai. E guarda quante volte in questo testo biblico la parola se è inserita. Sta attento. Giacobbe fece un voto, guarda, un voto al Signore, ok? Sta attento. Se Dio è con me, prima cosa, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sarò salvo alla casa del mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Robe da matti, ok? Signore, se tu mi dai quel ragazzo con gli occhi azzurri, alto, bello, abbronzato, allora tu sarai il mio Signore. Misericordia divina. Sulla base di cosa lui stava facendo le sue scelte di vita? Su un mercato col Signore. Allora ti chiedo, tu puoi fare un mercato con Dio? O la volontà di Dio è sovrana? O la volontà di Dio è buona, perfetta, accettevole per ciascuno di noi, come dice Romani capitolo 12? Buona, perfetta e accettevole. Abbi la pazienza di aspettare che la volontà di Dio si riveli nella tua vita, perché questo farà una grande differenza nelle tue scelte. Se tu scegli secondo i tempi e la volontà di Dio, farai una grande conquista nella tua vita. Sarai una persona di successo spirituale, non importa se umano o meno, nel lavoro, nella scuola o meno, ma di successo spirituale sì. E sai, questo uomo che ha fatto questa scelta sulla base di un sé con Dio, di un mercato con Dio, ha sofferto come un cane. Per 20 anni è stato ingannato, ha riportato dopo 20 anni nella terra promessa 4 mogli. E voi mi direte, che bello, 4 mogli. Ah sì? Ok. Litigavano tra di loro, si ingannavano l'una, si compravano il marito l'uno con l'altro. No, stanotte vieni da me, ma se io ti do questo, fai venire il marito da me. Sia una roba da me. E per tutta la vita Giacobbe arriva davanti al faraone, quando suo figlio Giuseppe era là nell'Egitto, e il faraone gli chiede, ma quanti sono gli anni della tua vita? E la risposta è stata terribile. Lui dice, gli anni della mia vita sono 130,
ma gli anni della mia vita vissuta sono stati pochi e molto travagliati. Ha avuto successo nella scelta che ha fatto Giacobbe. Sai perché? Perché ha scelto prima di tutto di ingannare se stesso e dopo di lasciare fuori Dio dalle proprie decisioni. Pastore, come faccio a riconoscere se sto per fare la scelta giusta o la scelta sbagliata? Allora io ti voglio dare 3 parametri questa sera per capire se tu sei sulla strada giusta per scegliere la persona per la tua vita, la persona che ti accompagnerà in tutto il percorso cristiano, la persona, l'uomo che sia un uomo per te, sia l'uomo che ti guida nelle cose di Dio per tutta l'esistenza, perché il matrimonio è per sempre. Ma una donna che sia sottomessa a Dio, sottomessa a te come al Signore, allora questo è il secondo parametro. Ma ci sono 3 cose importanti che noi dobbiamo sapere se noi stiamo facendo la scelta giusta o la scelta sbagliata. Allora sta attento. La prima cosa che ti voglio dire è: abitudini stabiliscono comportamenti. Abitudini stabiliscono comportamenti. Allora sai quanti giorni occorrono perché tu stabilisca un'abitudine? Sai quante? 5 settimane, ok? 5 settimane sono sufficienti per stabilire una abitudine. Allora c'è un detto che dice così: cura i tuoi sentimenti perché diventeranno pensieri. Cura i tuoi pensieri perché diventeranno azioni. Cura le tue azioni perché diventeranno abitudini e cura le tue abitudini perché le abitudini faranno il tuo carattere farà la differenza tra una scelta giusta e la scelta sbagliata. Ok? Allora sta attento. Il primo termometro che noi dobbiamo mettere sotto il nostro braccio per capire se stiamo facendo una scelta giusta o una scelta sbagliata è questa: stare con Dio per te è più un dovere o un peso piuttosto che un piacere. La parola di Dio dice in Giovanni 10:10: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Quando io ho una vita abbondante col Signore, io sono entusiasta per le cose di Dio. A me piace stare con Dio, mi piace pregare, mi piace studiare la sua parola, mi piace praticare la sua parola. Attenzione però, non facciamo l'errore di confondere tra la frequenza alla chiesa con stare con Dio, che sono 2 cose completamente diverse. Sai quanto tempo noi passiamo mediamente nell'anno solare qua nella chiesa? Il 4% del nostro tempo. Il 4% del nostro tempo. L'altro restante 96% lo passiamo o al lavoro o in famiglia. La maggior parte del lavoro o il lavoro o la famiglia. E l'altro 96% rappresenta il tempo che a me piace stare con Dio da solo, parlando con Dio, ascoltando la voce di Dio, pregando il mio Dio. Quello è il tempo di qualità che io devo passare con Dio. Allora la mia domanda è: provi piacere, entusiasmo, voglia, desiderio di stare con Dio, oppure per te è un peso, oppure addirittura un fastidio? Se io provo peso, fastidio per stare con Dio, è ovvio che non potrò fare delle scelte giuste per la mia vita, perché la mia mente, i miei sentimenti, le mie abitudini e le mie azioni saranno influenzate da che cosa? Da una cosa solo, dalla carne. Dalla carne, e la carne ti porta sempre a ragionare come Adamo ed Eva, ossia quello che vedo e quello che sento è più importante di quello che decido secondo la volontà del Signore. Primo parametro. Allora chiediti questo: per me stare con Dio è un fastidio, un peso oppure un grande piacere? Questo determinerà la scelta che io faccio successiva, che è il termometro numero 2. Stai pensando che se ti consacri a Dio perderai una gran parte del tuo divertimento? Ah, ma se io mi consacro a Dio, se io sarò tutto per il Signore, che a me che cosa mi resta?
Tutto il divertimento dove va a finire? Che gusto c'è di andare sempre in chiesa, casa, casa, lavoro? E dopo muoio e non mi sono mai divertito. E il Signore dice, è questo il divertimento che a te piace? Allora c'è un ragazzo giovanissimo, la storia di un ragazzo giovanissimo che ha fatto una scelta di non divertirsi nel momento in cui lui poteva e approfittare di tutto quello che la vita gli offriva. Ed è interessante che subito dopo ha subito un'ingiustizia grossissima, ossia io scelgo secondo la tua volontà, Signore, ma dopo viene la sofferenza. Allora sta attento, ti ricordi della storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe? Allora guarda cosa gli è successo. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse, unisciti a me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me, nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Subito dopo questo, la moglie di Potifar, dove Giuseppe stava servendo, ha preso Giuseppe, gli ha strappato il vestito, ha raccontato una grande bugia al suo marito e dopo di questo Giuseppe è stato preso e cacciato in prigione per causa di quella scelta che lui ha fatto. E io non so voi, ma mi sarei chiesto, Signore, ma ho fatto la tua volontà? Perché adesso devo soffrire? Perché devo pagare per una cosa giusta che ho fatto? Sai che cosa io ho imparato nel mio cammino col Signore? Che bisogna sempre aspettare la fine del romanzo. Perché la fine del romanzo, per chi fa la volontà di Dio, è un lieto fine. E questo Giuseppe ha rinunciato al divertimento per obbedire ai principi di Dio e Dio lo ha innalzato nella posizione più alta. Subito dopo Faraone è diventato l'amministratore dell'Egitto. Perché? Perché lui è stato fedele ai principi di Dio. Allora, il secondo parametro perché tu possa capire se sei sulla strada giusta o meno è: faccio la scelta sulla base dei principi di Dio? Mi consacro a Dio anche nei momenti più difficili della mia vita o no? Sai qual è che tante volte ci limita? Che cos'è che ci limita? Cosa dirà il mio compagno di classe? Cosa dirà il mio collega di lavoro se io faccio questa scelta? Sai, una volta sul mio posto di lavoro, io ero responsabile in turno in un'industria chimica, no? E un giorno in quell'industria è successo una cosa che siamo usciti da un parametro di inquinamento e io, essendo responsabile, dovevo mettere la nota che eravamo usciti con i parametri di inquinamento e metterci sotto la mia firma. E quello è esattamente che io ho fatto. Ma prima di fare questo, mi ricordo che ho chiamato il mio capo e gli ho detto: guarda, sta succedendo questo, io metterò questo parametro, lo scriverò esattamente come lui è, metterò la mia firma sotto. No, ma tu non devi farlo, perché se tu lo farai noi andiamo in una crisi profonda, verranno gli ufficiali, verranno a fare una confusione, verranno a fare delle indagini, non importa se mi mettono in prigione, ma io devo scrivere quello che è successo. Fratelli, ho mosso una confusione talmente grossa che voi non vi potete immaginare. Ma sai una cosa? Io sono rimasto là al mio posto e Dio mi ha benedetto. Dio mi ha innalzato di un altro gradino, perché pochi anni dopo io sono diventato un assistente di giornata, ossia quello che andava a insegnare il lavoro ai ragazzi nuovi che entravano. Dio mi ha premiato. E sai perché? Perché ho deciso di essere fedele nel momento della crisi. Come
come Giuseppe ha fatto, momento di crisi, è rimasto fedele e Dio dopo tempo, nel suo tempo, nel tempo corretto, lo ha premiato. Pastore, cosa devo fare se gli altri mi giudicano? Non ti deve interessare. Dio si occuperà della tua reputazione, ok? Dio si occupa della tua reputazione. Dio ti benedirà, ma tu devi guardare solo a Signore, solo a Cristo, scegliere secondo i suoi parametri. Terzo punto, terzo termometro che ti farà capire se tu puoi fare una scelta giusta o una scelta sbagliata. La domanda è: pensi più al fare le cose per Dio o a realizzarle effettivamente? Ossia, adesso farò, passa un mese, passa 2, passa 3, finito l'entusiasmo. C'è un detto qua in Italia, non so negli altri paesi del mondo, che dice così: di buone intenzioni è pavimentato l'inferno. È così? Ossia, io ho tante buone intenzioni, farò questo, servirò nella chiesa e farò questo per il Signore e darò la decima tutti i mesi e mi impegnerò a studiare la parola di Dio. Passa un giorno, 2, 3, 5, finito. Ossia, l'entusiasmo deve essere una cosa alimentata dallo Spirito di Dio. Guarda che cosa ci consiglia la parola di Dio. Perciò, 1 Pietro 1,13, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, ossia la prima cosa da fare è: penso di fare quello per il Signore. E poi cosa dice? State sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Cristo. Ossia, la parola di Dio ci dice: preparatevi, ma poi entrate in azione. La scelta di agire, vi voglio leggere questo pensiero che l'ho messo per iscritto per leggervelo per bene. La scelta di agire è individuale e indipendentemente da chi ti sta attorno, smetti di chiedere se chi è attorno a te ti criticherà o non ti capirà oppure ti abbandonerà. Fallo, sii un pesce vivo e non morto. Va dove Cristo va e non dove vanno gli altri. Non essere un camaleonte, non essere un termometro, ma un termostato. Sai qual è la differenza tra un termometro e un termostato? Perché il termometro segna la temperatura nell'ambiente dove viene messo. Il termostato cosa fa? Regola la temperatura. Ossia, fa la differenza lì esattamente dove lui è. Tu vuoi essere un termometro o un termostato? Allora l'ultima domanda che ti lascio è: pensi più al fare le cose per Dio oppure a realizzarle effettivamente? Allora sta attento che ripassiamo i 3 punti. Il primo è: stare con Dio per te è più un dovere o un peso o un piacere? Stai pensando che se ti consacri a Dio perderai gran parte del tuo divertimento? E terzo punto, pensi di fare più le cose per Dio o realizzarle effettivamente? Voglio darti un'ultima parola piccola, ma un buon consiglio. Quando tu decidi di fare una cosa in armonia con questi 3 punti, allora il Signore dice così: custodisci, Proverbi 4, 23, 27, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca e allontana da te la falsità delle labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Appiani il sentiero per i tuoi piedi. Sta attento cosa dice qua. Le tue vie, tutte le tue vie siano ben preparate, non girare né a destra né a sinistra, e ritira il tuo piede dal male. Quando tu devi prendere una decisione fissata alla volontà di Dio nella tua vita, vai dritto per quella strada e qualsiasi ostacolo si trova in mezzo, continua a camminare, non piegare a destra, non piegare a sinistra, non fare che per superare gli ostacoli che Dio metterà nella tua vita diventino un motivo di inciampo o di peccato. Vai avanti perché Dio è
con te. Ok? Hai capito la parola di Dio questa sera? Sì? Amen? Alza la tua mano se hai capito, se non hai capito ripetiamo il culto, ok? Va bene. Preghiamo. Pensa in questo momento ai tuoi desideri più profondi, ok? Specialmente quello di trovare un fidanzato, una fidanzata, un compagno per la tua vita, una compagna per la tua vita. Ricordati quello che abbiamo detto questa sera e ricordati che camminare con Dio ti porta alla sua buona, perfetta e accettevole volontà. Ma bisogna fare delle scelte indipendentemente da quello che ti sta attorno. Considera che Dio sa molto più di me e molto più di te. Lui conosce il tuo futuro, cosa che non è nelle nostre mani. E Lui vuole che tu ti fidi di Lui. Se c'è un momento in cui Dio dice no, è perché Lui sa che quello è il meglio per te. Se Lui ti dice resta fermo, non muoverti, perché Dio sa cos'è il meglio per te. Ma se Lui ti dice cammina per questa strada, non piegare a destra, non piegare a sinistra, ma supera l'ostacolo con la fede che il Signore ti ha dato. Nel suo tempo Lui ti benedirà. Qualsiasi sia il prezzo che tu debba pagare, ricordati che Cristo non ti ha lasciato, Lui è con te. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio perché la tua parola è così chiara. Ti benedico, Signore, perché io sono sicuro che questa parola non tornerà a vuoto, ma rimarrà nei cuori di questi miei fratelli e mie sorelle. Benedicili, Signore, nelle loro scelte quotidiane. Benedici il loro tempo con te. Benedici, Signore, le persone che saranno attorno a loro, che osserveranno il loro comportamento e diranno qualcosa c'è di diverso in quel ragazzo, qualcosa c'è di diverso in quella ragazza, e questo onorerà te, Signore. E questa è la cosa più bella che può succedere, fare scelte diverse dagli altri, perché noi siamo figli di Dio, siamo il Tempio dello Spirito Santo. Gloria a te, Signore, perché siamo preziosi ai tuoi occhi e tu vuoi il meglio per ciascuno di noi. Grazie, Padre, per questa serata, Signore, in cui possiamo condividere la tua parola e prendere delle decisioni, delle scelte per la tua gloria e per il tuo onore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Adesso faremo il nostro momento di decime e offerte, quindi sentitevi liberi e adoriamo il Signore. Che
quello che ha a te, Dio, per il tuo scopo, per la tua gloria, per aiutare chi non ha, Dio, chi non ha la possibilità, chi ha bisogno di aiuto. Vorrei pregare che tu possa benedire questa offerta e possa benedire le persone, le loro famiglie, Dio, che tu possa benedire a chi vanno queste offerte, che li riceverà e che possano, Dio, essere di aiuto e che possano continuare, Dio, a dare gloria a te e innalzare sempre di più il tuo nome. Noi ti ringraziamo e vorrei chiederti che adesso, come andiamo nei nostri piccoli gruppi, che tu possa benedire il momento in cui staremo insieme, che tu possa benedire quello le nostre conversazioni e le nostre riflessioni. Grazie, Dio, per tutto quello che fai per noi e per le tue continue benedizioni, e che possiamo continuare a prendere la decisione di seguire te e avvicinarci sempre di più. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Buonasera, mi si sente? Bene, abbiamo un po' di annunci. Il primo che abbiamo qua sotto mano è il corso di omiletica, corso gestito dal Pastor Sandro su come preparare una predica, le cui iscrizioni chiudono a fine mese. Fine mese è tra 1 giorno e 4 ore, quindi avete 1 giorno e 4 ore ancora per iscrivervi a questo corso. Dopodiché ricordiamo il campeggio di giovani e adolescenti. Quindi se non vi siete ancora iscritti, iniziate ad iscrivervi. Se avete dubbi, toglieteveli chiedendo a noi, chiedendo ai pastori. C'è questa bellissima occasione, vale la pena approfittarne. Corso di teologia, questo martedì in Chiesa a Treviso, il seguente martedì a Conegliano. Dopodiché, come avete visto nel gruppo nel canale Sabato CBA, è girata questa informazione che c'è un concerto cristiano gigantesco, enorme, titanico, da 5.000 persone a Pula, in Croazia. E c'è chi in questa chiesa si è già organizzato, chi si sta organizzando. L'idea è di andare con un gruppo molto vasto di persone a questo evento. Quindi se siete interessati potete chiedere a Sorin, mano alzata Sorin, a Rubens o a Rogeli, che non la vedo in questo momento. Rogeli, se no avete loro due. E bene, poi abbiamo l'incontro per adoratori, quello il 2 giugno, il giorno prima del concerto, c'è questo incontro per adoratori. Per informazioni a Marcello, credo, se no a Rubens di nuovo. E bene, divisioni in gruppi. Se avete dubbi sulla vostra età, guardate la carta d'identità. Se avete dubbi sul gruppo in cui dovete andare, potete tranquillamente chiedere a noi. Quindi buona serata, Dio vi benedica e ciao.